Oggi, 16 maggio 2014, si inaugura la 18ª mostra di Arte 52, una mostra che ripropone un titolo sardo, perché la tematica, diciamo, di questa mostra è legata alla Sardegna, in particolare al Poetto, a Cagliari, un luogo magico per tutti i cagliaritani, ma anche per tutti i turisti che scoprono questo luogo meraviglioso e questo nostro mare. Quindi diciamo che è una sorta di anticipazione d'estate. Una mostra molto chiara, molto piana nella sua esposizione pittorica, una mostra figurativa, ma una mostra che nasconde invece dietro di sé una grande maestria. Sono queste figure, questi paesaggi che Antonio Spada ci propone, che hanno un grande impianto figurativo e poi lasciano trasparire una luce quasi metafisica. Lui è famoso per dipingere questi casotti di un tempo che non ci sono più, ma dal punto di vista artistico e pittorico ciò che piace, ciò che affascina è questa luce senza tempo, questo mondo che non c'è più, questo mondo che sembra un mondo diverso dal solito, quasi astratto, quasi atemporale effettivamente. È lì che rimane nascosta la magia dell'opera di Antonio Spada. Spero possa piacervi, continuo a invitarvi a venire numerosi come sempre state venendo. Grazie. Parlare di Antonio Spada è come parlare della mia vita, perché ci conosciamo da tantissimo tempo e ho visto nascere i primi quadri di Tonio. Già allora mi emozionava il fatto che avesse scelto questa idea, perché è un'idea tutta sua. La Cagliari è il poeta che non c'è più, attraverso i casotti e ciò che rappresentavano. I casotti non soltanto panoramicamente, erano soprattutto questi casotti un momento di incontro di tutta la città di Cagliari e non solo, perché anche quelli che abitavano in Campidano, i Quartesi, i Quartuccesi, i Serargini, i Monserratini, era un ritrovarci quasi in una piazza voluta, ecco, da Dio per dire venite qui perché qui state veramente bene. E c'era la sabbia, oltre ai casotti, che io ricordo, ero bambino quando la prima volta mi portarono a fare il bagno al Poetto, e questi casotti ridipinti con maestria, direi, da Antonio, mi fanno anche rivivere quei giorni lontani. Il merito enorme che io ascrivo a Antonio Spada non è solo il fatto di aver riportato alla mia memoria quei tempi, ma soprattutto attraverso la sua arte dare anche alle nuove generazioni la possibilità di capire. Quante volte si parla, sentiamo anche dai giornali, dalle televisioni, ma com'era il poeta una volta. Ecco, Tonio ce lo fa rivivere com'era effettivamente questo poeta. Una meraviglia che attraverso i suoi dipinti, le sue opere, ci fanno comprendere che forse è qualcosa che abbiamo perduto. Per fortuna ci sono queste testimonianze dell'arte di Tonio Spada che ci danno la possibilità di capire che alla fin fine l'uomo, invece di fare le cose per bene, qualche volta fa delle scelte molto molto sbagliate, perché non dimentichiamo che tutti questi casotti erano anche dei contenitori della sabbia, cioè la sabbia che arrivava si depositava laddove c'erano i casotti e formavano questo eccezionale momento di bellezza, perché era una sabbia che io potrei definire unica, non l'ho più vista.
La sabbia come era allora, con questi casotti, non l'ho più rivista. Però con Tonio queste opere fanno rivivere anche il poeta. Infatti tutti i cagliaritani che siamo stati a vedere le opere di Tonio ne parliamo spesso, ma com'era bello quel periodo. Perciò io direi che a Tonio si deve, non solo artisticamente, una riconoscenza che da parte mia lo è sempre stato, ma credo che anche coloro che vedono questi quadri dovranno ringraziare Tonio per sempre. Perché guardate, c'è una maestria nella sistemazione anche dei casotti, perché c'è da verificare anche come sono sistemati. Non è solo bello il tratto, la prospettiva, diciamo che tutto il cromo, no? Emerge, la sella del diavolo che sempre domina la scena, questo mare incredibilmente bello. Tenete conto che si entrava e si camminava fino a quasi questo punto della spiaggia e non arrivavamo a mezzo busto. Per trovare il mare oltre la nostra altezza bisogna superare quasi lo scoglio finale della sella del diavolo. Qui diventa una leggenda. L'opera d'arte, ecco, di Tonio Spada è tra realtà e leggenda. Per noi che l'abbiamo vissuta non è una leggenda, è la verità. Per molti diventa un sogno, qualcosa che forse non vivranno mai, ma lo avranno come testimonianza attraverso queste meravigliose tele che Tonio ci ha dipinto. Tra tutte le immagini dei casotti che ho dipinto, questa è una delle immagini che mi ha divertito di più, anche perché mi ricordano tutti i Ferragosto che io ho trascorso al Poetto. E ricordo questi Ferragosto che si passavano, avendo un'età molto giovane, si stava lì perché si pestava durante il pomeriggio la sabbia, si mettevano le bandiere e c'era, si chiamava mangiadischi allora, si mettevano, qualcuno aveva la corrente, si metteva il mangiadischi e la sera si ballava. Si ballava in quei periodi lì, perché sto parlando di 50 anni fa, in quei periodi la libera uscita delle ragazze e dei ragazzi era massimo 11:30, mezzanotte, e dopo si rientrava e si dormiva nei casotti, cioè dormire, ci si rifugiava nei casotti tra l'umido del mare, il caldo soffocante, queste scatole infuocate dal coso, non si dormiva, si aspettava l'alba per uscire ed andare a fare un tuffo nell'acqua per rinfrescarsi. E questa è l'immagine che mi porta indietro di tanto tempo, che però nel dipingere mi sono divertito tanto.